io, in nome dell'amministrazione comunale, porgo a voi tutti per questo momento culturale molto importante per la nostra comunità. Si è stabilita una stretta collaborazione tra il Comune e la Sovrintendenza, una piena collaborazione che prevede la valorizzazione delle risorse storiche, archeologiche, del nostro patrimonio culturale, della nostra identità, che va trasmessa, ed è necessario, così come si sta facendo, sviluppare una fattiva collaborazione. E quindi anche le iniziative dell'amministrazione comunale, da quelle che hanno riguardato la valorizzazione della necropoli con il Carignano Music Experience, con il Teatro di Piera, la partecipazione al circuito nazionale Teatri di Piera, capito? Sempre la nostra necropoli protagonista di un momento culturale, vanno nella direzione che con la sovrintendenza e con tutti i soggetti deputati alla stesura e alla sottoscrizione di protocolli d'intesa si proceda nella direzione della piena valorizzazione delle risorse che il territorio di San Giovanni, ma il territorio complessivo della nostra area e provincia, permetta alla nostra comunità di inserirsi nei circuiti archeologici e che possano essere fruiti e visitati da tutti coloro che avranno il piacere di soggiornare e di apprezzare i nostri monumenti. Ora vi ringrazio per questa opportunità che date all'amministrazione comunale, ringrazio la dottoressa Sabina Cigi, funzionaria archeologa della Sovrintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Stano, responsabile di zona, grazie della sua partecipazione. Ringrazio la professoressa Anna Maria Comella, professore di archeologia classica all'Università di Cagliari. Ringrazio la professoressa Oliva Rodriguez di Terez, professore di archeologia romana all'Università di Siviglia, Spagna. Ringrazio l'autrice Sebastiana Mene e l'autrice Manuela Pugno. Io direi di iniziare i lavori e la parola alla dottoressa Sabina Cigi. Grazie. mi fa merito perché non sono recepite da tutti.
meritevole anche perché si occupa di una fase molto importante. Io penso che in Sardegna, e soprattutto qui in Sardegna, quando si parla dell'archeologia si fa l'equazione, l'archeologia uguale ai dati. Ci si sofferma molto sull'età andagica, è come se quasi venga per identità dell'archeologia sarda. L'archeologia sarda è questo, ma è anche altro. C'è stata una fase romana molto importante, la Sardegna ha fatto parte, è stata una provincia romana, ed ecco che le autrici si soffermano su questa fase, dando una grande importanza. All'inizio il territorio di San Giovanni Suleggio è ricchissimo di testimonianze archeologiche, e questo è molto importante. Ma qual è l'altro elemento importantissimo per noi del nostro lavoro? Quest'opera si può presentare come uno strumento di conoscenza. Devo dire che questo elemento, questa sua caratteristica, un libro è uno strumento di conoscenza, può essere una parola chiave del nostro iter lavorativo, di conoscere della sovrintendenza, dei enti locali e di tutte le istituzioni. Il nostro lavoro che deve avere un obiettivo, l'obiettivo della tutela, della valutazione e della protezione dei beni. Senza la conoscenza non si possono tutelare, non si possono valorizzare e quindi non si può dare la fruizione dei beni. Quindi è importantissimo il momento della conoscenza. La seconda parola chiave del nostro lavoro è la sinergia, e devo dire che da qualche tempo a questa parte stiamo lavorando a questo, cioè di lavorare con gli enti locali, e il lavoro che stiamo portando avanti con il comune di San Giovanni Suleggio è proprio questo. Sinergia vuol dire collaborazione, vuol dire continuo dialogo, perché è importante che i comuni ci consentino i loro progetti, in modo che noi possiamo dare le nostre indicazioni, applicare le norme, perché noi ci dobbiamo occupare soprattutto della tutela, perché prima della valutazione dobbiamo tutelare il bene. Ma solo se c'è questo continuo dialogo si può arrivare ai nostri obiettivi, che ripeto sono tutela, valorizzazione e fruizione, cioè rendere disponibili al pubblico più vasto possibile, in varie occasioni. Ecco, l'assessore ha citato anche gli spettacoli in questi momenti, si vedrà momenti aperti, eccetera, solo attraverso la collaborazione tra la sovrintendenza e gli enti del territorio è possibile rendere questo, cioè rendere fruibili i monumenti. Io vi ringrazio, sono stata brevissima, ma faccio subito la parola forse ai contenuti che in questo momento ci interessano un po' a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, noi ci siamo già conosciuti nella breve chiacchierata che ho fatto con voi quando è stata inaugurata la mostra, nella quale sono stati presentati i primi risultati delle ricerche svolte da Sebastiano Neri e Emanuela Cutu nell'ambito del progetto cofinanziato dal Comune di San Giovanni e dalla provincia di Cacconi e Milesias. Io auspicavo che tale evento fosse solo la prima di una serie di iniziative che avrebbero potuto contribuire al recupero di una parte della storia del territorio di San Giovanni Suleggio e che avrebbero potuto avere nel contempo anche molteplici ricadute sulla comunità. Sono perciò molto soddisfatta che dopo pochi mesi ci troviamo di nuovo qui a partecipare al secondo evento nel quale si presenta il libro di Sebastiano Neri e Emanuela Cutu. Il libro Parole, documenti, segni, il territorio di San Giovanni Suleggio in epoca romana. In questo agile testo le due studiose illustrano in maniera più estesa e puntuale di quanto abbiano potuto fare nei pannelli della mostra i risultati delle loro prime ricerche. Esse mettono
ma i contributi di Sebastiana Mele e di Manuela Cudru contengono anche una serie di riflessioni che sicuramente convinceranno i lettori, siano essi addetti ai lavori o no, di quanto sia importante proseguire e raffinare le ricerche. A questo proposito sono felice di comunicarvi che sarà possibile fare ciò grazie a un assegno di studio attinente alla conservazione e il restauro dei beni culturali da me richiesto un anno fa alla Regione Sarda e conferito pochi giorni or sono a Manuela Cudru. Quest'ultima, pertanto, per 2 anni avrà la possibilità di continuare le sue ricerche a tempo pieno e sarà ovviamente ancora affiancata da Sebastiana Mele, che fa capo alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Cagliari e Oristano. Ricordo inoltre che nel nostro precedente incontro avevo sottolineato che per portare avanti un serio lavoro sul territorio di San Giovanni è necessaria la collaborazione tra le istituzioni e tra più ricercatori. Per quanto riguarda la collaborazione tra ricercatori, è sicuramente
con questi progetti, ma quello stiamo cercando di fare. Quel passo fatto a gennaio con questa mostra, questo contributo di Sebastiana e Emanuela è stato prezioso, è stato molto interessante. Il frutto lo vediamo pure in questo libro. Il nostro lavoro di questi 15 giorni e tutto quello che uscirà dal lavoro fatto direttamente sul territorio in questi giorni pure e quello che ha detto la professoressa Comella dell'assegno che in questi 2 anni lascerà Manuela appunto continuare a lavorare, quindi sono questi piccoli passi ma che alla fine faranno un lavoro insieme che
importanti infrastrutture viarie che proprio da Sulci si dirigevano verso tutto il resto della Sardegna. Per cui ci è sembrato importante sottolineare questo, come questo territorio sia stato in grado, in base proprio ai reperti che abbiamo rinvenuto e alle tipologie delle strutture che abbiamo rinvenuto, ci è sembrato un territorio che fosse in grado di acquisire gli input, acquisire le indicazioni che arrivavano dall'esterno e senza preconcetti, senza rifiuti a monte di tutto ciò che poteva essere utile, di tutto ciò che poteva essere interessante. Quindi diciamo assume la propria identità ben precisa, semplicemente collocandosi in un punto di passaggio tra territori differenti, con caratteristiche differenti, che probabilmente fino a questo momento sono stati meglio studiati, sono stati meglio compresi. Quindi vi invito quindi naturalmente a leggere e soffermarvi in particolar modo su questo paragrafo conclusivo, in cui poi potrete trovare le nostre considerazioni e eventualmente discuterne con noi, perché siamo naturalmente aperte proprio al confronto, anche naturalmente non solo con la comunità scientifica, ma proprio con chiunque abitando nel nostro territorio ritenga di avere qualcosa di interessante da dire. Grazie dottoressa Tuttu. La parola alla dottoressa Sebastiana Mele. Buonasera a tutti. A me il compito di soffermarmi molto brevemente, molto rapidamente su quelle che erano le intenzioni che noi abbiamo affidato a questa pubblicazione, che alcuni potranno giudicare forse fin troppo agile, fin troppo piccola, e che invece vi assicuro per noi risulta veramente densa e assolutamente ricca di significati, soprattutto perché è la conclusione di un percorso che appunto oggi in qualche modo si chiude, ma che in realtà speriamo si riapra da domani stesso. Una pubblicazione perché in una fase comunque ancora molto iniziale dei lavori su un territorio così ricco dal punto di vista archeologico, ci sembrava fosse necessario fin da subito rendere conto a chi comunque aveva creduto in noi, parliamo naturalmente dell'amministrazione comunale di San Giovanni Sovergiu, di quella provinciale della provincia di Carbone Iglesias, che ci ha appunto affidato il compito di condurre questo progetto. Credevamo fosse importante fin da subito, anche in questa fase, condividere dei risultati che con tutta onestà siamo anche pronti in futuro a mettere in discussione o a rivedere, perché il prosieguo delle ricerche potrà comunque dirci cose diverse, ma troppe volte con Manuela in passato ci siamo lamentate di risultati, di ricerche non condivise, che di fatto privano quindi sia gli studiosi ma anche semplicemente la comunità, gli appassionati, chiunque sia interessato al proprio passato, privano appunto queste persone della possibilità di conoscere. Ecco, questo era quello che noi volevamo evitare, risultati magari piccoli, marginali, ma condivisi. La pubblicazione inserisce delle conoscenze nell'ambito di un dibattito scientifico, quindi le rende passibili anche di contraddizioni, le inserisce in un gioco di confronti e di dialogo che è l'unica cosa che permette alla conoscenza di crescere. Questa per noi era prima di tutto, il senso di fare una pubblicazione, della quale io vi confesso sono particolarmente felice, perché da tanto tempo io e Emanuela accarezzavamo l'idea di una pubblicazione a quattro mani.
territorio, si tratta soltanto di rendersi conto di questa ricchezza, riappropriarsene e farla diventare un valore che, perché no, nei dovuti modi e con le dovute modalità si trasformi anche in ricchezza d'altro tipo, qualcosa che possa assicurare a tanti giovani, a tante persone appunto, assicurare un sostentamento e un supporto. Sapremo benissimo quali sono i rischi che si corrono. Già oggi appunto non diciamo niente di nuovo, perché il sindaco Federico Palma avrebbe dovuto essere qui con noi ed è impegnato in qualcosa di altrettanto importante. Quindi bisogna veramente che chiunque si convinca e creda fortemente che una via d'uscita c'è. Questo lavoro è assolutamente piccolo, è assolutamente, ripeto, l'inizio di un percorso, però è un punto dal quale si può partire. Quindi noi vorremmo, e pensiamo sia così, che tanti con noi condividessero questa, che non è una speranza, per noi è più che una speranza, è un motivo di ottimismo fondato. Quindi c'è tanto da fare, come diceva giustamente Sabrina, in maniera molto molto chiara e molto condivisibile. Si possono creare delle sinergie molto interessanti che danno moltissimo dal punto di vista scientifico, ma forse ancora di più dal punto di vista umano. Abbiamo messo in campo enti locali, sovrintendenza, università, persone appassionate, quindi già questo è un risultato straordinario. In tempi in cui ci si divide continuamente abbiamo trovato un punto d'unione, e l'unione era una cosa oggi molto scomoda e molto poco di moda, cioè la cultura, che è diventata il comune denominatore di tante persone che hanno lavorato insieme. Io penso che sia il risultato più importante, anche se i nostri amici spagnoli avranno ancora dei risultati con dei lavori ovviamente più approfonditi, quindi amplieranno questo lavoro, lo renderanno, io spero che lo rendano anche sorpassato, vuol dire che c'è veramente tanto da fare e tanto su cui lavorare. La cosa importante è, secondo me, aver realizzato qualcosa di bello insieme, e di questo io e Manuela siamo
Dunque, prima di effettuare le conclusioni, vorremmo anche dal pubblico, coloro che intendono intervenire sono pregati e invitati a farlo. Prego, con domande o con interventi a voi la parola, prego. Non siete obbligati, se c'è qualche dubbio, qualche curiosità. Possiamo passare all'argomento della serata? Sì, allora nel chiudere questa bella iniziativa di presentazione di questo bel libro, io mi sento orgoglioso e onorato di aver presieduto questo momento importantissimo per la nostra comunità. Come è stato detto dalle autorevoli relatrici, la dottoressa Sabina Gigi, la professoressa Anna Maria Comella, la professoressa Oliva Rodriguez Gutierrez, la dottoressa Sebastiana Mele, la dottoressa Manuela Cuddu, noi amministratori abbiamo una grande responsabilità e professoressa Comella, io credo che non ci lasceremo sfuggire l'opportunità di avere le risorse umane che i genitori di questa comunità hanno potuto dare per la crescita culturale di una loro figlia, di questa comunità che sta riportando e trasmettendo alle nuove generazioni, a noi tutti, conoscenza, sapere